Buonasera a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande, qui su Radio Libertà. Allora, premessa che non è mai di rito. Da queste parti siamo garantisti e proviamo a esserlo sul serio, non nella retorica del birignao giornalistico. Quindi siamo garantisti anzitutto per chi è lontano come posizione politico-culturale da noi. Quindi siamo garantisti anzitutto per Federica Mogherini, voi la ricorderete, ex ministro degli esteri del governo Renzi, ex alto rappresentante per la politica estera europea, anche vicepresidente della Commissione europea e attualmente rettrice del Collegio d'Europa di Bruges. Perché lo diciamo? Perché attualmente la Mogherini si trova in stato di fermo, decisione della polizia belga su mandato della Procura europea, insieme tra l'altro a altri due italiani, ambasciatore Stefano Sannino e un terzo italiano che occuperebbe un posto di rilievo nell'amministrazione dell'Università di Bruges. Qual è il punto? L'oggetto dell'indagine è un bando sostanzialmente che riguardava il progetto per l'Accademia Diplomatica dell'Unione Europea, che è stato assegnato con azione esterna al Collegio d'Europa di Bruges, appunto, per il periodo 2021-2022. L'inchiesta deve verificare se il Collegio d'Europa e o i suoi rappresentanti fossero stati informati in anticipo sui criteri di selezione della procedura di gara, insomma se sapessero già prima le regole di ingaggio e quindi abbiano vinto una gara in condizioni di favore, via, mettiamola così. Questa è la storia, ma ci interessa fino a un terzo punto. Noi davvero siamo garantisti con chiunque, anche se non è neanche del tutto sbagliato quello che ha detto il governo ungherese, per cui le istituzioni europee sembrano assomigliare sempre più a un film poliziesco. Ricordiamo il Qatar Gate, ricordiamo il caso delle lobby green emerso attorno a Timmermans and Company. In ogni caso, a noi non interessa tanto il destino giudiziario di Federica Mogherini, peraltro personaggio come dire, che non ha lasciato una grande traccia di sé. La cosa per cui la ricordiamo di più è che si recò velata e festante a Teheran, facendosi anche fotografare nel Parlamento di Teheran in mezzo a uomini che probabilmente erano molto contenti di questo atto di sottomissione culturale di una leader pseudotale europea. Ma noi vogliamo dare un consiglio a Federica Mogherini, visto che è stato di fermo per 48 ore, avrà un po' di tempo in queste ore, le consigliamo di leggersi un discorso che tenne proprio al Collegio d'Europa di Bruges, un'altra donna, un'altra politica, qui lo pseudo lo possiamo eliminare tranquillamente, che si chiamava Margaret Thatcher. Lo tenne il 20 settembre 1988 nel collegio di cui lei oggi è rettrice, che è un po' la fucina della diplomazia, della euroburocrazia, dei quadri delle istituzioni europee. Glielo consigliamo perché la Thatcher diagnosticava ante litteram, vedeva diciamo la malattia eurocratica in nuce, ammoniva dal rischio di una forma di eurocentralismo, eurodirigismo che poi tutte le Mogherini hanno realizzato, che è poi il verbo acritico che le Mogherini hanno diffuso e su cui hanno costruito le loro prestigiose carriere. Diceva Margaret Thatcher al collegio di Bruges. Lavorare a più stretto contatto non richiede che il potere sia centralizzato a Bruxelles o le decisioni siano prese da una burocrazia designata. Anzi, è ironico che proprio quando paesi come l'Unione Sovietica, che hanno cercato di fare tutto in modo centralizzato, stanno imparando che il successo dipende dal potere disperso e dalle decisioni prese lontane dal centro, ci siano alcuni nella comunità che sembrano voler muoversi nella direzione opposta. Non abbiamo fatto arretrare con successo le frontiere dello Stato in Gran Bretagna solo per vederle reimposte a livello europeo con un super Stato europeo che esercita un nuovo dominio da Bruxelles. Un super Stato europeo che esercita un nuovo dominio da Bruxelles, dalle micro paturnie dirigiste sul diametro degli ortaggi alle macro politiche suicide, vedi Green Deal e non solo.
Ecco, visto che avrà delle ore libere, la Mogherini rilegga questo discorso della Thatcher, tenuto nel suo collegio di Bruges, si faccia delle domande, prima ancora dei suoi ipotetici reati, di cui ce ne frega, diciamo, fino a un certo punto, zero sostanzialmente, a meno se sono provati, deve essere chiamata a risponderne, ma finisce lì, e si interroghi sul gigantesco abbaglio politico-culturale in cui ci hanno trascinato lei e quelli come lei da decenni. Grazie a tutti, a domattina.